Se prima è 5 minuti da sentire. Ancora guarda adesso. Gentili signore e signori, la Madonna Chiesa. Atelier Nicolao for our gorgeous costumes. Please see. Historical parade that will arrive here in St. Mark's Square. But during this afternoon, you can be the protagonist of our carnival. Yes, because you can subscribe. You have to ask for Yael. Un ombrello dorato che è il simbolo della sua potenza e vincità e su tutta la Repubblica Serenissima. We can see our daughter because he's under and a golden umbrella that prepared him for every situation. Le guardie del Doge che non lo abbandonano mai, praticamente mai, e ovviamente sono la sua scorta personale, armati perché devono proteggerlo. Allora, come ci consigli di posizionarci, Massimo, in attesa del lasciare spazio al corteo? Ora il Doge dovrà posizionarci al centro come da cerimoniale. La seconda figura più importante della Repubblica Serenissima di Venezia, i procuratori, la dogaressa e poi cominciano le delegazioni ufficiali. Sono le 12 ragazze scelte storicamente dalla Doge per dotare il loro prossimo matrimonio. Ovviamente una per una dovranno salutare il Serenissimo Principe e posizionarsi sei di qua e sei di là. Ils iront ici dire bonjour à Doge. Ecco che sfilano le 12 ragazze che ora vi ripresenteremo. Ovviamente d'obbligo la riverenza, l'inchino, saluto al Doge. È un corteo molto lungo e molto internazionale, con molte delegazioni che arrivano dall'Italia e dall'Europa. Il palco è grande, ci staremo tutti, un po' saremo anche sul parterre per essere più vicini al pubblico. Ecco il saluto delle Marie. Salutiamo anche Maria Grazia Bartolato, che è il loro angelo custode per tutto questo periodo, le segue, le accudisce, le istruisce e come sempre le accompagna in questo percorso di aprendizaje personale. Devi morire. È spaccato ancora. Piazza, vi potete far sentire? Piazza San Marco! Siamo qui! Oh, ci siete! È spaccato. Ti presentiamo una a una. Laura Magnano, Elisa Andreoli, Aurora Zameco, Giada Simeonato. Passo davanti al Doge con reverenza. Con reverenza e rispetto. il repeton che E andiamo dalle altre 6. Giulia Boscolo, Giulia Adolfo, Federica Fufà, Giulia Moretti, Giulia Colombi. Buongiorno a tutti, sono Anna Barba. Allora, un grande applauso alle nostre. Abbiamo una delegazione che, se vedete, sembra che portino delle aste molto lunghe, ma in realtà queste sono dei cori. Io devo leggere il nome in rumeno, abbiate pazienza che non me lo ricorderò mai, spero di dirlo bene. Moatele de Campeni, è giusto? Quasi. Adesso ve lo faccio dire a voi perché è impossibile. Vengono dalla La Carnaval della Venezia. Oh. L'Istituto Romeno del Comune di Bucarest vi augura buon carnevale a tutti insieme al gruppo dei suonatori di Câmpeni Alba Moatel. Allora, intanto che vi preparano, prego, ecco le maschere del Carnevale di Santiago.
in base di, in modo tale di... Le altre associazioni che da sempre animano il nostro carnevale seguono gli Amici del Carnevale di Venezia, un'associazione internazionale tra le più storiche, diciamo così, perché veramente quando il carnevale rinacque, il carnevale moderno di Venezia, definiamolo così, dell'epoca moderna, la prima grande associazione che cominciò a riscoprire... Arriva qua. Questi sono gli amici del carnevale. Sì. Bisogna dire Massimo che sono veramente bellissimi e molto bravi. Diciamo che le due associazioni che ora seguiranno, quindi sono già sulla passerella degli Amici del Carnevale, poi c'è l'Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia, lo dicevamo che ieri, incarnano lo spirito del Carnevale, dove la tradizione del costume settecentesco si sposa con l'innovazione e la creatività. C'è una cura dei dettagli storici insieme alla creatività di chi realizza questi costumi. E ricordiamo che queste associazioni rappresentano il carnevale nel mondo, perché spesso sono in trasferta all'estero per raccontare proprio questa nostra tradizione insieme a te. Sì, è vero. We see also our Prego, signori, non fermate il corteo perché siete tanti, dovete entrare tutti in maniera comoda, non fermate il corteo. Grazie mille agli Amici del Carnevale. Naturalmente piazza, comprendete bene che il backstage è molto